Salve a tutti, buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti sempre qui dal mio, tra virgolette, studio, anche se questa è la camera da pranzo, diciamo, di casa mia, dove mi sono temporaneamente adagiato per fare, diciamo, delle dirette. Abbiamo visto nei giorni scorsi come stiamo facendo il tear down di alcuni PC. Qui vedete un monitor che è attaccato al PC di ieri, che poi, come vi ho detto ieri mattina, alla fine gli ho cambiato il case. Muoviamo qua così rimane le colline di Windows XP che sono rimaste anche queste nella nostra memoria quando uno finiva l'installazione di Windows XP. Come sfondo base c'era questo della Microsoft con le nuvole, un bel cielo azzurro e un bel prato verde. Ok, ma oggi non dobbiamo fare tear down, non dobbiamo pensare a Reni Retro, quanto avete visto anche dalla breve intro. Oggi è Reni J, perché dobbiamo fare l'unboxing di questo pacchettino che mi è arrivato domenica. Ok, allora un appunto, già volevo dire che praticamente anche Amazon, secondo me, come vedete, questo è stato acquistato su Amazon, c'è il baffo sia qui sia qui sopra. Anche Amazon, secondo me, sta attraversando un periodo così, perché chi mi segue da tanto tempo sa che quando Amazon manda un prodotto come quello che c'è qui dentro, ti mette un cartone dentro un cartone, ma non solo, ma il cartone non è, diciamo, piego libri come questo, quello che contiene, ma è più alto, c'è un blocco che impedisce il rovinarsi di ciò che c'è qui dentro, del prodotto che io ho acquistato, mentre invece adesso sembra quasi una busta piego libri fatta per risparmiare. Guardate quanto è sottile, si vede dalla telecamera. Normalmente la scatoletta che contiene quello che c'è qui dentro è di questa altezza. Adesso io ne ho conservate parecchie, ma non ce l'ho sotto mano perché ce l'ho giù, che mi servono poi per tenere da parte alcuni delle cose. Vabbè, tanto lo sapete, la forma è quella, è quadrata, è 33 cm, è un vinile, ok? E quindi io mi sono conservato qualche scatola anche per altri scopi, perché mi tornano sempre utili. Spesso le avete viste pure poggiate sul tavolo per fare, diciamo, da sceneggiatura. Insomma, sono comode quelle scatole, qualcuna l'ho tenuta. E sono molto più alte di questa non ci può fare niente dopo, questa la devo soltanto che buttare. Va bene, detto questo, qui c'è sempre il solito pallino. Perché ci sono questi pallini neri sulle scatole? Quasi tutte le scatole di Amazon hanno il pallino nero, perché in teoria, andando a tirare dal pallino nero, si fa, diciamo, l'apertura del pacco. È andata a buon fine l'apertura. Andiamo a vedere cosa contiene questo. Allora, diciamo subito una cosa, questo, così parliamo anche di altre cose oltre che solo del contenuto. Allora, questo prodotto io l'ho acquistato più di 2 mesi fa in preordine su Amazon. Come funziona il preordine su Amazon, diciamo in generale, ma soprattutto per i vinili? Ovviamente ci deve essere specificato e c'è scritto. Funziona che se uno preordina un oggetto che ancora non è uscito e che deve ancora uscire, praticamente lo paga il prezzo minore a cui arriva quell'oggetto da quando voi l'avete ordinato a quando l'oggetto viene spedito. Quindi se quell'oggetto subisce un'offerta magari di 3-4 giorni e va, che ne so, col 10% di sconto, voi lo pagate col 10% di sconto. Addirittura se quell'oggetto, sempre nel periodo da quando voi l'avete acquistato a quando viene spedito, ha avuto anche un'offerta lampo, le offerte lampo durano anche un'ora, che ne so, col 30% di sconto o certe volte anche col 50%, non è detto, voi lo pagate il prezzo minimo che è arrivato quell'oggetto, ok? Quindi conviene sempre fare i preordini su Amazon. Se c'è qualcosa che vi interessa, acquistatelo subito, anche perché poi potete annullare l'ordine quando vi pare fino a che non esce, quindi non è un problema. Voi acquistatelo, così voi lo pagherete sempre il prezzo minore a cui è arrivato durante il periodo da quando l'avete acquistato a quando viene spedito, ok?
vi invito sempre a fare gli acquisti tramite i miei siti, classe74.it, che è un sito generico dedicato ai prodotti su Amazon, starwarsstore.it, che è dedicato a Star Wars, legolando.it, che è dedicato ai Lego, oppure il mondodelvinile.it, dedicato appunto ai vinili. Insomma, fate gli acquisti tramite qualcuno di questi siti. Allora, andiamo a vedere. Eccolo qui. Ah, è un 10 pollici questo. Ok. Limited Edition. Questo è il 30° anniversario di Rhythm is a Dancer. Limited Edition, 7000 copie. Questa è la numero 6592. Numero molto alto. E questo è un 10 pollici. Io pensavo invece che fosse un 12 pollici, grande come un mix. Mentre invece, tra l'altro, è trasparente. Come vedete, si vede la mano dietro. Vedete? Questa è la mia mano appoggiata sul vinile. Ed è un giallo trasparente. Allora, ci sono sempre, ovviamente questo, no, 45 rpm c'è scritto pure. Ci sono due versioni al lato A, due versioni al lato B. Tra l'altro ci hanno messo, grandissimi, perché ci hanno messo Rhythm is a Dancer, la versione però del 45 giri, c'è scritto 7 pollici edit, 7 pollici edit. Quindi diciamo questo, un 10 pollici, ha come se fossero due 45 giri dentro, perché poi ci hanno messo Exterminate, sempre la versione del 45 giri, The Power, sempre la versione del 45 giri, che tra l'altro ce l'ho, e Oops Up, sempre del 45 giri, che tra l'altro ce l'ho. Ok? C'ho il 45 giri, che al lato A c'è The Power e al lato B c'è Oops Up. Originale dell'epoca ce l'ho. Questo però, essendo un trentennale, non poteva mancare. Vi faccio vedere anche la strisciolina del lato B. Eccolo qui. Vedete, c'è scritto. E tra l'altro a me quello che è sempre piaciuto è il logo degli Snap. Guardate che bello. Sempre piaciuto. Poi Rhythm is a Dancer è stato un successone. Io mi pare che ce n'ho 4-5 copie, non mi ricordo. Ce n'ho tante copie perché Rhythm is a Dancer lo usavo tanto, lo mettevo tanto e mi piaceva pure il disco, la copertina, tutto, è bellissimo Rhythm is a Dancer. Per quanto pure The Power, io ho anche un picture disc bellissimo con un fumetto disegnato, che però non è degli Snap ma è The Power Band, quindi se lo andate a cercare ad esempio su Discogs, non cercate picture disc di The Power perché non lo trovate, dovete cercare il picture disc The Power Band. The Power è il titolo del brano, che è una versione rivisitata di The Power degli Snap, ovviamente un remix. È uscito su picture disc, molto bello quel picture disc, ce l'ho, purtroppo i vinili stanno giù. Tra l'altro un'altra cosa che devo fare, anche perché adesso quando mi cominciano a servire i vinili non riesco a trovarli per quanti ce n'ho e non ce l'ho archiviati, bisogna che mi decido ad archiviare diciamo oltre ai 2000 che già ho archiviati, gli altri oltre 4000 vinili che ho da archiviare, in modo che così se voglio fare una diretta, far vedere qualche altro vinile degli Snap, so esattamente dove andarli a prendere, perché così purtroppo la memoria purtroppo se ne comincia ad andare, la vecchiaia c'è e quindi non mi ricordo più a memoria dove vado a mettere. Siccome ho diversi Kallax, ho il mobilone che disegnai io nel 2006, mi fu realizzato da un falegname dove ci sono tutti i vinili, poi ho tante cassette di quelle del latte, per intenderci, sempre piene di vinili che stanno sotto alle scrivanie. Insomma, c'ho i vinili sparsi un po' ovunque e comincia a diventare problematico ricordarsi un singolo vinile dove andarlo a cercare. Tra l'altro c'ho i Kallax pure per le scale che portano in sala hobby, quindi comincia a diventare problematico, veramente tanto problematico, andare a cercare e a trovare questi vinili. Quindi quanto prima, adesso andiamo avanti con questo progetto qui, che è il teardown dei PC, in modo che questi 50 PC me li levo e faccio spazio.
una volta fatto spazio pure i vinili saranno più facilmente raggiungibili e sarà più facile poi fare l'archivio che ho in mente di fare. Ok? Questa era una diretta molto 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 veloce, infatti è durata poco più di un quarto d'ora. Non ho detto, oggi è 14 giugno 2022, è mezzogiorno e 36, quindi è ora di pranzo. Non voglio rubarvi troppo tempo alla vostra giornata. Vi ricordo che questa sera su Twitch, sul canale di Dea della Notte 90, mi verrà fatta una intervista in diretta. Se non avete null'altro da fare e vi fa piacere, potete partecipare tranquillamente a questa diretta che verrà fatta sul canale Twitch di Dea della Notte 90. Risponderò ad alcune domande che riguardano la mia triplice vita, la vita da Reni J, patito di musica, vinili, cassette, chi più ne ha più ne metta, CD, DVD, chi più ne ha più ne metta. Anche i DVD si possono diciamo mettere nel calderone della passione musicale di Reni J. Poi c'è Reni Retro, quello dedicato diciamo ad Amiga, al retro gaming, Commodore 64, retro macchine come questa, Windows 2000, Windows 95, 98, Mac OS vecchi come il cucco, eccetera. Quindi Reni Retro riguarda tutto il retro computing soprattutto, e poi c'è Reni Toon che riguarda tutta una serie di cose legate ai cartoni animati, come possono essere una collezione di action figure, la collezione di vari fumetti e manga, e poi la passione anche per le sigle. Le sigle si possono mettere dentro Reni Toon, le fanzine che uscivano una volta e tutto il resto che è legato al mondo dei cartoni animati. Ok? Questo era per ricordarvi di questa sera ore 21, canale Twitch Dea della Notte 90. Se vi fa piacere venitemi a trovare lì, e potete scrivere, se siete registrati su Twitch, potete scrivere anche altre domande e le potrete poi lei sarà a scegliere quali fare in diretta e quali no. Ok? Vi aspetto questa sera. Nel frattempo, prima di lanciare la sigla finale, vi ricordo di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, di attivare la campanella, che è l'unico sistema, sto parlando del canale YouTube, è l'unico sistema per sapere quando io andrò live, perché io non ho orari, non ho giorni. Ultimamente ho parecchio tempo la mattina da dedicare appunto a questa attività, e quindi sto andando diciamo online in diretta almeno una volta al giorno. Vediamo poi in futuro se sarà così o se magari poi ricomincerò a fare come prima. Ci sono stati mesi passati che ho fatto una live ogni 2 settimane, ogni 3 settimane, perché purtroppo il tempo è quello che è. Voi come sapete io metto sempre davanti la famiglia e quelli che sono i miei doveri verso la famiglia. Ok? Grazie mille, vi aspetto questa sera, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e se vi va mettete anche un like a questo unboxing. Grazie mille a tutti, vi mando la sigla finale. Grazie a tutti, buon pranzo e buona giornata, buon pomeriggio, vi aspetto questa sera. Ciao!